Ben ritrovati e ben sintonizzati su Teleregione Sardegna, cari amici. Il nostro viaggio nella penisola del Sinis prosegue. Ci troviamo nella cantina di Paoletto Contini. Stiamo parlando di vernaccia, però questa volta andiamo ad esaminare gli aspetti più peculiari di questo vitigno, del prodotto. Siamo in compagnia di Piero Cella, l'enologo della cantina appunto di Paoletto Contini. Allora, stiamo parlando di vernaccia. Abbiamo cercato di capire questo prodotto, quali difficoltà ha attraversato, se ne sta attraversando ancora, perché è di così difficile penetrazione nel mercato, si preferiscono altri vini, ma come viene fatto, come viene prodotto questo vino? Se andiamo ad analizzare la tecnica del vernaccia, che è basata fondamentalmente sulla florizzazione, e tanti non conoscono questo tipo di maturazione, invece è piena di cultura, piena di tradizione. Effettivamente qui nell'Oristanese si tramandano delle usanze, delle pratiche contadine prima, oggi più o meno artigianali, anche industriali, comunque delle tecniche di lavorazione che hanno del magico. Se dovessimo andarlo a vedere punto per punto, si parte da delle uve che vengono fatte maturare molto bene, provengono da alberelli o da spalliere con produzioni abbastanza contenute, intorno agli 80 quintali. Una vendemmia che avviene manualmente intorno ai primi di ottobre, con delle uve che hanno una concentrazione zuccherina intorno ai 22, 21, 23 babo, quindi delle uve che hanno un potenziale di 14,5, 15,5 di alcol naturale. Dopodiché una pigiatura e una diraspatura e quindi una pressatura quasi contemporanea e quindi la separazione del mosto dalle bucce permette a questo mosto di fermentare e di produrre quest'alcol ad opera dei lieviti naturali che abbiamo qui nelle nostre cantine, nelle nostre vigne, e che ci tramandiamo, che tramandano, in particolare in questo caso l'azienda vinicola Contini, si tramandano come una perla, come qualcosa di veramente prezioso. Quindi una maturazione abbastanza breve nelle vasche in cemento, nel serbatoi in acciaio, dopodiché avviene una preparazione, una stabilizzazione del prodotto, quindi una pulizia del vino, che verrà ad anno nuovo, quindi dopo circa 5-7 mesi di tempo dalla fermentazione, viene travasato dentro le botti. Dentro le botti un vino che proviene da uve vernaccia incontra ciò che è vernaccia d'Oristano, che è questo fenomeno, il flor, questo velo magico che contiene milioni di cellule di lieviti tipici del sud del mondo. Questi lieviti sono presenti nello Jura francese, sono presenti in Jerez della Frontera, in questi siti dove vengono prodotti, vengono perpetuati questi vini a carattere ossidativo, di grande tradizione, e che per certi versi sono stati, si parlava prima del gradimento di questo vino. Sono vini che vengono apprezzati o venivano apprezzati molto bene dai mercati anglosassoni, ed ecco che l'Inghilterra ha scoperto, e ne parlavamo un tempo con altri, con coloro che gravitano nel mondo del vernaccia. È strano che questo vino a carattere ossidativo sia stato l'unico che non sia stato scoperto e regimato dai mercati anglosassoni. È molto strano questo, è come se l'oristanese l'abbia tenuto quasi nascosto e nessuno ci abbia
ci abbia aperto gli occhi su questo grande e prezioso fenomeno enologico importantissimo. Quindi questo floor, queste cellule che prima inizialmente vengono a formarsi, ma se può essere didattico, ma interessante. Questo è floor. Possiamo vedere. Queste floor sono Poi magari il nostro operatore Salvatore andrà su un primo piano, adesso lo vediamo così in maniera un po' approssimativa, dopo andiamo ad esplorarlo un po' più nel particolare. Sono delle cellule di lievito che si perpetuano all'interno delle cantine contini e che pian pianino si riproducono venendo a galla, perché sono contenute già nelle nostre botti, che non vengono mai lavate. È un paradosso, ma le produzioni artigianali rare vengono fatte in questa maniera. Una contraddizione, ma loro rimangono all'interno delle botti e vengono ripristinate con il vino nuovo. C'è un trattamento, appunto, prima di mettere nelle botti il vino nuovo, c'è un minimo di trattamento delle botti, oppure una volta che il prodotto finisce all'interno della botte rimane lì e per tutto il processo di invecchiamento non si muove più. Quasi non vengono, se non in determinate occasioni, non vengono quasi lavate, ma all'interno, essendoci l'alcol, essendoci un pH molto basso, il tutto viene mantenuto sano. È come la madre dell'aceto, la madre che porta con sé storia, biologia, ma mantiene costanza dei prodotti, e quindi questo lievito cosa comporta? Produce una concentrazione del vino. Questo velo consente l'evaporazione esclusiva dell'acqua. Il vino si concentra e ogni 2 anni fa mezzo grado alcol. È come se venisse filtrato, venisse distillato. Contini oggi ha all'interno delle proprie cantine delle perle enologiche a livello mondiale. Ha dei vini che superano i 30 gradi alcol e che sono frutto di questa concentrazione aromatica, delle acidità, dell'alcol, degli aromi e di sostanze estrattive in genere, quindi la glicerina. Io la fermo un attimino, dottor Cella, perché come avete notato, cari amici telespettatori, Piero Cella parla di questo prodotto come se stesse parlando di un bambino, con una enfasi e con amore, oserei dire. Però mi interessa capire, ecco, rispetto, se noi torniamo indietro nel tempo, a 50 anni fa, 100 anni fa, quando questo vino così buono, tipico, ricordiamolo, del Campidano di Oristano e in particolare del Sinis, si parla di un triangolo di produzione della vernaccia, è quello che da Cabras va verso Solarussa Zediani. Ecco, cosa è cambiato? Mi interessa, e credo anche a voi, amici telespettatori, interessi sapere nel metodo, nel sistema di produzione, adesso con le nuove tecnologie, con le conoscenze, con l'avvento dell'enologo che è uno studioso che mette appunto i suoi saperi nel campo, dall'inizio, dalla lavorazione della vite fino alla vendemmia e poi alla trasformazione del prodotto. Cosa è cambiato in questi anni, dottor Cella? Ma nella tecnica della vernaccia, produzione, ecco. Nella tecnica della produzione di vernaccia d'Oristano, in particolare quella florizzata, quindi con il flor, è cambiato niente. Abbiamo cercato di mantenere costanti tutte le tecniche arcaiche, perché ci stiamo tramandando tutto questo. L'uomo in questo caso non può fare nulla, e invece la tecnica l'abbiamo portata sulle uve, che potranno dare origine a dei vini di facile bevibilità e di un uso quasi molto immediato. Ecco, io la fermo un attimino qua, anzi la fermo perché questa puntata di 37 gradi e mezzo si conclude qui con Piero Cella, ma il nostro viaggio in compagnia del prodotto Vernaccia di Paoletto Contini e dello stesso Cella non si conclude qui. Proseguiremo nella prossima puntata di 37 gradi e mezzo. Ancora grazie per la vostra attenzione, cari amici telespettatori, alla prossima puntata.